Veneto, terra di calamità naturali che evidenziano la fragilità del suo assetto idrogeologico. Senza tornare al 2010, sono sufficienti episodi come il molinetto della Croda nel Trevigiano dell'agosto 2014, il tornado dello scorso 8 luglio lungo la riviera del Brenta nel Veneziano e la recentissima frana in Cadore, provincia di Belluno, per descrivere un territorio dove l'aspetto preventivo, soprattutto in termini di urbanizzazione civile ed industriale, diventa cruciale. Una terra, il Veneto, ricca di fiumi e laghi, come sottolinea il presidente della Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto. Mentre i corsi d'acqua principali vengono monitorati, manutentati, i corsi d'acqua minori purtroppo non godono, diciamo, di questi privilegi. Allora, a tal proposito, noi stiamo conducendo proprio una campagna volta ad evidenziare potenziali criticità di rischio proprio relative a questi corsi d'acqua minori. Su questo abbiamo dato il là a un gruppo di lavoro che sta lavorando ormai da alcuni mesi e ha predisposto una bozza di schedatura, una schedatura per raccogliere una serie di informazioni attraverso tutti i 15.000 nostri iscritti che operano sul territorio regionale. Una volta che avremo raccolto questi dati, li metteremo a disposizione di enti locali, comuni e regione per andare a implementare proprio la mappa del rischio, diciamo, idrogeologico e idraulico della nostra regione.